dei 100 ad ostacoli di donne. Vediamo che sono pronte nelle rispettive corsie le atlete che daranno vita alla gara dei 100 metri ostacoli donne. Favorite Julia Grauin, Russia, Elena Ovkarova, Ucraina, 12,87, 12,87 i personali delle due atlete. Il record mondiale ed europeo appartiene alla bulgara Tonkova, stabilito a Stara Zagora il 20 agosto dell'88 con 12,21. Il primato italiano appartiene a Carla Tuzzi in gara questa sera ad Oristano. Vediamo, vedete, falsa partenza nei 100 ostacoli. Dicevo, primato italiano 12,97 di Carla Tuzzi della Cises Frascati, stabilito a Valencia in Spagna il 12 giugno del 94 e ribadito sempre il 12,97 a Trento il 16 giugno del 94, quindi a 4 giorni di distanza la Tuzzi si è ripetuta e detiene il primato italiano nei 100 ostacoli donne con il 12,97. Carla Tuzzi è un grande talento degli ostacoli alti, centesimo dopo centesimo ha spostato il limite italiano a 12,97, riscontro cronometrico che le permette la specialità in dimensione europea. Ed ecco i vali della partenza dei 100 metri ad ostacoli. Ecco la Graudin, dovrebbe essere la Graudin, Elena e Julia Graudin, Russia, ad aggiudicarsi la prova dei 100 ad ostacoli. Vediamo sentiamo delle previsioni. Julia Graudin, voglio un applauso. Ecco che Walter Brambilla, speaker ufficiale della manifestazione, chiede l'applauso alla pubblico per la attraverso il riscontro. Julia Grauin che vince la gara dei 100 donne ad ostacoli.